Big match domani alle ore 18 al Pala Nicosia tra l'Acre Cassivolle e l'Eraclea Gela. Tani Russo, come vedi questo incontro? Beh, è un incontro molto atteso, non solo da parte nostra e da parte loro, ma anche dal pubblico della pallavolo di tutta la zona. Infatti si prevede il pienone qui al Pala Nicosia. Ci stiamo preparando bene, ci stiamo preparando nonostante gli acciacchi di alcune ragazze, però diciamo che tutto sommato la preparazione è andata bene e quindi siamo già pronti per questo incontro. Cosa temete di più di queste gelesi? Beh, intanto proprio a livello di singole sono veramente delle buone giocatrici, a partire dalla palleggiatrice la Spena che fa sempre la differenza a tutti i livelli, quindi dobbiamo stare attenti soprattutto alla gestione del loro gioco, favorita anche dal fatto che hanno dei ottimi ricettori. Annalisa Sannino è rimasta un po' lontana dal palazzetto, anche se ora sta meglio, ma facciamolo dire a lei, come stai? Bene, no, no, molto molto meglio. Martedì tolgo finalmente il pull out, non ce la faccio più, è un mese che dall'operazione, sono 2 mesi fuori dai campi, non vedo l'ora. Speravo di giocare domenica, ma purtroppo non sarà così. E dai, manca poco, ormai manca veramente poco. C'è lo sprint finale, comunque darai una grossa mano nei playoff. Sì, va bene, siamo sempre scaramantici, non si sa mai, magari domenica vinciamo, già la perde, che ne so. Sì, comunque sono pronta, dovrei essere la più rilassata, quella più in forma, no? Intanto da quando mi sono fatta male non ho mai smesso di allenare le gambe, quindi niente, appena tolgo il pull out tornerò in campo a provare a palleggiare un po' meglio di prima. Hai tante compagne nel Gela, tante amiche. Sì, ho Tiziana, siamo tante amiche, speravamo di riuscire a giocare contro, ma a me quest'anno il Gela mi ha portato veramente sfiga perché sì a dicembre non sono riuscita a giocare, mi sono fatta male contro di loro nell'amichevole, magari in panchina sto attenta, mi prendo una storta, non lo so, comunque no, le conosco tutte, dai, che vinca il migliore.